Vaccinazioni con oggi, inizia la terza dose per 3.000 persone che hanno dagli 80 anni in su. Partiranno oggi le prime inoculazioni ad accesso libero nei centri preposti dall'ULSS. Presto la possibilità anche di prenotare. Al via la somministrazione con accesso libero delle terze dosi anche per le persone sopra gli 80 anni che hanno concluso l'immunizzazione nel marzo scorso. Si tratta di circa 3.000 anziani che erano stati chiamati all'inizio della campagna di profilassi contro il Covid e che hanno concluso il ciclo vaccinale, cioè che hanno già ricevuto le 2 dosi entro il marzo scorso. Cominciamo oggi la rassegna di Radio Piave in Blu con questa notizia di informazione generale, di utilità generale che ricaviamo dal Corriere delle Alpi, rassegna stampa di Radio Piave in Blu, come sempre condotta dai giornalisti dell'Amico del Popolo, e oggi vi saluta qui Luigi Guglielmi, augurandovi già da subito un buon mercoledì 29 settembre. Allora, dicevamo, c'è stato il via libera da parte del governo, delle istituzioni preposte alla campagna vaccinale, si può vaccinare con la terza dose, l'ULSS 1 parte già e già da oggi è possibile nei centri che l'ULSS ha individuato. Ieri avete trovato anche sull'Amico del Popolo la notizia www.amicodelpopolo.it, nei centri che l'ULSS ha indicato è già possibile che gli anziani che portino la documentazione di aver ricevuto la seconda dose entro il marzo scorso, le persone con 80 anni e più, possono liberamente, senza neanche prenotarsi, presentarsi a questi centri e lì ricevere la terza dose per rinforzare l'immunità. Allora, vi leggo saltando alla parte finale dell'articolo firmato da Paola Dallanese, che salutiamo, vi leggo appunto dove si può andare a fare questa terza dose. Tutti già da oggi, basta avere 80 anni e aver fatto la seconda dose entro marzo. Anche l'offerta vaccinale al personale sanitario over 60 o con patologia sarà organizzata nei prossimi giorni con chiamate dedicate, dice il giornale. Ecco i centri vaccinali e gli orari di accesso per la terza dose. Ve li leggo. Oggi gli over 80 potranno accedere a Sedico, al centro vaccinale Palaskating, dalle 12.30 alle 20, a Feltre, al drive-in ex Marangoni, dalle 10 alle 13 stamattina, a Cesi Maggiore in sala consigliare stasera dalle 18 alle 20, a Tai di Cadore in piazzale Dolomiti dalle 15 alle 18. Domani, oltre a Sedico e Feltre, saranno operativi i centri di Alanno di Piave, casa delle associazioni, dalle ore 19 alle ore 21, quindi mi sembrano molto interessanti anche questi orari serali, no? Nelle quali magari anche i figli, non so, che hanno finito il lavoro, possono accompagnare i genitori anziani a fare la vaccinazione. Al Pago Drive-in Paludi, sempre domani, 16.30, 22, dalle 16.30 alle 22. Venerdì toccherà a Santo Stefano al Palasport, Santo Stefano di Cadore, al Palasport dalle 14.30 alle 18, poi ancora a Feltre e ad Agordo, piazzaletta Monique, dalle 10 alle 15. Sabato invece si potrà accedere al drive-in all'ex Marangoni di Feltre dalle 10 alle 13 e a quello di Paludi in Alpago dalle 10 alle 13. Infine domenica porte aperte al Palaskating di Sedico dalle 12.30 alle 20 e al drive-in di Paludi in Alpago dalle 10 alle 13. Insomma, capite che le opportunità sono veramente molte. Allora, questa notizia sui vaccini, che poi è anche prima pagina sul Corriere, va messa in relazione con altre due che volevo mostrarvi adesso, che sono sempre su questo giornale, e cioè a pagina 2 il titolone: terza dose e anti-influenzale, è in arrivo l'ok del Ministero, via libera al vaccino in contemporanea per gli anziani, anche Fauci in America è favorevole. Dunque in contemporanea vuol dire che con una sola seduta si fanno due vaccinazioni, si fa la vaccinazione per la terza dose contro il coronavirus e l'anti-influenzale, che ormai è quasi ora. Con le riaperture
Eppure l'influenza quest'anno è pronta a rialzare la testa, dice l'articolo, e così per evitare il caos in studi medici e pronto soccorso tra chi confonde i mali stagionali con i sintomi del Covid, il Ministero della Salute è pronto a dare a breve il via alla somministrazione in contemporanea dei 2 vaccini. Aspettiamo che si concluda l'istruttoria perché l'abbinamento non è nella scheda tecnica dei 2 vaccini anti-Covid a RNA messaggero, riferisce una voce autorevole del Dicastero di Speranza del ministro. Tradotto: a breve l'AIFA darà l'ok una volta terminato di esaminare i dati più che favorevoli forniti dalle aziende produttrici che hanno sperimentato su un campione di vaccinati gli effetti della somministrazione in simultanea. Ecco, questo l'inizio dell'articolo di pagina 2, ma volevo farvi vedere che è molto interessante questo articolo a pagina 3. Amici della radio, io dico sempre vi faccio vedere perché so che poi anche voi, se siete interessati, potete andare a vedere questa rassegna anche su Facebook e su YouTube, dove potete anche vedere i titoli e le fotografie di cui vi parlo. Dunque, in Veneto, questo è il titolone: il vaccino salva 300 vite al mese. La mortalità è tornata ai livelli pre-Covid e sono i dati dell'Istat sui decessi del 2021. Ci sono stati meno lutti dopo l'impennata di gennaio, l'appiattimento in primavera. Sapete che l'Istat ha messo a confronto, senza dire perché, per come, quale poteva essere la causa, però ha messo a confronto i morti degli ultimi 2 anni con i morti degli anni scorsi e si è visto il netto innalzamento del numero totale dei morti in corrispondenza della pandemia. Chi dice che non è vero, che la pandemia non esiste, che tanto si muore lo stesso, ecco, non è vero, cioè i lutti sono stati molti di più all'inizio di quest'anno e nel 2020, però adesso, grazie ai vaccini sostanzialmente, la mortalità è tornata ai livelli pre-Covid, un effetto chiaro, un'inversione di rotta netta, dice l'articolo. La campagna vaccinale ha ridotto il numero di morti in Veneto e rispetto all'annus horribilis, il 2020, la catena di lutti dovuta al coronavirus si è interrotta. E tutto ciò nonostante la maggiore aggressività delle varianti, prima quella inglese, poi la Delta, che hanno aumentato i contagi in tutta la regione. È grazie al vaccino, dunque, se è stato possibile contenere la letalità del virus, salvando in media circa 300 vite al mese da marzo a luglio. È quanto emerge dai dati sulla mortalità diffusi dall'Istat nei giorni scorsi. Sto leggendo l'articolo del Corriere delle Alpi. Il 2021 però è iniziato in modo tragico, dice sempre l'articolo, con il Veneto nel pieno della bufera della variante inglese che qui ha rotto gli argini e dilagato come un fiume in piena, un momento durissimo con un'ondata di decessi dolorosissima. I numeri lo testimoniano impietosi: 6.639 morti in tutta la regione, con Venezia e Treviso come territori maggiormente colpiti. A gennaio 2020, quando il Covid era ancora un virus confinato al mercato di Wuhan in Cina, la mortalità in Veneto era stata di 4.800, 6.600 nel 2021, 4.800 nel 2020. In termini percentuali, un 37% di morti in più, che restituisce l'idea di quanto letale possa essere questo virus, ed è proprio per questo che l'efficacia del vaccino risalta ancor più nei numeri dei mesi successivi. Qui ci sono tutti gli altri numeri, capite che si tratta di cose molto importanti che dovremmo mandare a memoria, se non altro per aver pronta la risposta con chi negazionista ci dice che è stata una montatura, perché purtroppo ci sono ancora le persone che non si rendono conto di che cosa stiamo attraversando e di che cosa abbiamo passato. Allora, vado alla prima del Corriere, che si apre con una fotona riferita a Padova, dove c'è un grande convegno sponsorizzato anche dall'azienda che è proprietaria del Corriere delle Alpi e della catena dei giornali, per cui è logico che si dia molto risalto a questo convegno. Il titolo è questo: Cure tecnologiche, la nuova medicina dopo la pandemia al Festival di Salute. Abbiamo detto
di queste novità sulle vaccinazioni che già da oggi sono ad accesso libero, terza dose per gli anziani sopra gli 80, ma il titolone principale del Corriere di oggi sono le buone notizie che vengono dopo l'incontro di ieri al Ministero per quanto riguarda l'ACC, l'azienda di Mel intesa sul prestito per salvare ACC. Si lavora sulla cifra. Via libera allo schema indicato dal Ministero, ma 2 milioni non bastano. I sindacati chiedono garanzie sull'occupazione nella cessione dell'azienda. Allora vi leggo il lancio, basti questo perché non abbiamo moltissimo tempo, ma mi sembra già esauriente. Sempre firma di Paola Dallanese. Il vice ministro dello sviluppo economico Alessandra Todde, che ricordiamo aveva seguito la vicenda della CC anche durante il governo Conte, ha fatto una promessa: a breve sarà quantificato l'importo del prestito da erogare ad ACC, tenendo conto della capacità di rimborso da parte dell'azienda di Mel. In tal modo sarà onorato l'impegno a utilizzare l'articolo 37 del decreto sostegni per alleviare la crisi della fabbrica metalmeccanica. Appena sarà individuata, la somma sarà inserita nella richiesta di finanziamento che il commissario straordinario Maurizio Castro dovrà presentare al MISE, cioè al Ministero dello Sviluppo Economico. E Giorgetti commenta il ministro: mi auguro che la soluzione individuata possa essere perseguita. Però, come dicevamo dal sommario, se volete saperne di più, i sindacati sono preoccupati perché si parla di 2 milioni che sembra non saranno sufficienti. Poi si chiedono garanzie perché l'azienda dovrebbe passare di mano, dovrebbe essere ceduta, ci sono degli interessati, c'è stata la visita di Bosch per esempio, però non si sa se questa cessione, che potrebbe voler dire vita per la CC, significhi anche continuità nel lavoro, nell'impiego per gli operatori di questa nostra azienda bellunese. Il taglio basso è sulla terza dose per gli over 80, di cui abbiamo già detto, si parte con le sedute libere. L'altro gruppetto di titoli sulla parte destra della pagina, poi passiamo al Gazzettino: Sovramonte, trave corrosa, dal sale antigelo, Pontet, la strada chiude per lavori. L'avete già visto ieri sull'Amico del Popolo, www.amicodelpopolo.it. Terremoto, le scosse in serie in Pedemontana, monitoraggio con i sismografi, anche questo l'abbiamo ampiamente seguito ieri sull'Amico del Popolo. Se ci seguite durante la giornata siete già informati, non vi dico di più. Belluno, lavori al palo all'asilo nido, rischio rinvio per i neonati. Il piccolo girasole, questo è il nome, è in trasferta finché non tornerà a casa, non sarà attivata la prima classe, ma i lavori non partono. Allora, con questo lasciamo il Corriere delle Alpi, andiamo al Gazzettino. Volevo farvi vedere la prima pagina del Gazzettino, eccola qui, quindi sul Nazionale. Sul Nazionale il titolone di apertura, che poi trovate anche sulle locandine oggi, è questo, ci fa male: luce e gas, arriva la stangata. Il governo riesce ad arginare gli aumenti, ma i rincari saranno del 29,8%, il 30%, e del 14,4%. Secondo i consumatori, la famiglia tipo spenderà circa 300 euro in più all'anno, e sono un sacco di soldi. Vi leggo il lancio in prima: arriva la stangata, ma con i 3 miliardi messi sul piatto dal governo per fronteggiare i rincari, il paese cercherà almeno di limitare i danni e milioni di famiglie a basso reddito non subiranno alcun aumento. Il salasso energetico tanto temuto ed annunciato è puntualmente arrivato. Nel quarto trimestre, ottobre-dicembre, la bolletta dell'elettricità aumenterà del 29,8% per la famiglia tipo in tutela e quella del gas del 14,4%. Pesanti le conseguenze sui portafogli degli italiani. La famiglia tipo, come dicevamo, su base annua spenderà circa 300 euro in più. Lega. Le vicende interne alla Lega, tanto più dopo la faccenda la brutta storia di Luca Morisi, il consigliere, come diciamo, il promotore anche di Salvini, della sua figura, della sua presenza sui social. Lega, Giorgetti non arretra e stoppa il ritorno di Tosi. Vi leggo solo il lancio: cita la crisi, ma è quella della sua Juve, non
la fatica interna alla Lega, menziona la droga, però è una metafora del reddito di cittadinanza, non lo stupefacente per cui è indagato Luca Morisi. Ben attento a evitare le polemiche di giornata, Giancarlo Giorgetti glissa più che può a Conegliano in sostegno del candidato sindaco Piero Garbellotto, ma quando gli viene chiesto se ridarebbe l'intervista alla Stampa, quella contenente l'omaggio a Carlo Calenda per cui secondo Matteo Salvini si è smentito, continua a pagina 5 dove dirà appunto che Giorgetti non arretra sulle sue posizioni, quindi questo rimarca una certa distanza dalla linea aggressiva e dura e sempre di contrapposizione del leader Salvini, che in questo momento appare particolarmente debole, almeno visto da fuori. Poi il popolo leghista e i meccanismi della Lega sono anche un po' particolari, non è detto che la cosa non si ricomponga. Dunque un titolo che riguarda un po' anche la provincia di Belluno: discoteche, il no del CTS, i gestori, è già fallita una su 3. Dunque purtroppo per questo tipo di operatività la situazione della pandemia ancora non consente la sicurezza della riapertura. Belluno, la pagina prima del fascicolo di Belluno del Gazzettino di oggi si apre con il titolo sulla CC. A CC si apre uno spiraglio, ma 2 milioni sono pochi. Giorgetti promette, bisogna mettere l'azienda in sicurezza, sia la possibilità di un prestito per la CC, ma la cifra ipotizzata ieri durante il vertice con vice ministro allo sviluppo economico Alessandra Todde ha mandato su tutte le furie i sindacati, tanto che la riunione è stata poi interrotta. Si ipotizzano 2 milioni di euro, ovvero briciole, che non cambieranno le sorti dello stabilimento di Mel, unico in Italia a produrre compressori per la refrigerazione domestica e principale fornitore di Electrolux, multinazionale che non conosce crisi. Il Ministero si è impegnato ad attivare l'articolo 37 del decreto sostegni, varato per sostenere le aziende finite in crisi a causa della pandemia, ottenendo anche il via libera della Commissione europea. Il ministro Giorgetti, che ieri era a Conegliano per la campagna elettorale del sindaco, ha assicurato che bisognerà mettere in sicurezza ACC, ma la carta più attesa è quella della vendita. Il 5 ottobre, quindi tra pochi giorni, tra una settimana, si chiude il termine per presentare le offerte vincolanti. Loredana Marsiglia segue il tema a pagina 2 per chi vuole approfondimenti, sempre incastrato su questo titolo. Borgo Valbelluna, Ideal Standard, l'altra nostra grossa azienda in crisi. L'incertezza continua e la delocalizzazione resta un incubo. Da oltre un anno Ideal Standard di Trichiana vive nell'incertezza, spirano venti di delocalizzazione, ma la multinazionale non ha mai calato le carte, cercando di rassicurare e prendendo tempo. Sono 450 i posti di lavoro a rischio. Atteso a novembre il vertice al MISE, al Ministero dello Sviluppo Economico, sempre chiamato in causa per risolvere le crisi aziendali anche della nostra provincia. Il titolone però è questo, è un titolo positivo: l'elicottero del 118 vola anche di notte. Dopo una serie di rinvii, domani si parte, ma per ora Pieve di Cadore è inutilizzabile e Belluno sarà coperta da Treviso, quindi una partenza un po' in sordina, diciamo. Ecco, non vi leggo oltre perché il tempo stringe, preferisco dirvi gli altri titoli. San Pietro di Cadore, manca personale, ridotte le multe ai fungaioli, la foto di copertina. La 24 ore torna per dare un segnale, corsa su pista, festa a un tono minore. Pur di esserci allo stadio di Belluno si disputerà quindi la 24 ore di San Martino. Centrodestra, mano tesa delle liste civiche. Poi 2 titoli in basso: viadotto chiuso per mesi, Primiero isolato dal Feltrino, è il viadotto di Ponte di cui abbiamo detto prima. Pieve di Cadore, torno a casa a piedi ma non arriva mai a casa, è scomparso un 65enne, vi mostro anche la fotografia, si chiama Roberto Tabacchi, ha 65 anni, è originario di Sottocastello, dove ha vissuto fino a quando qualche anno fa si è trasferito in via Rusecco, in comune di Valle di Cadore. Le ricerche sono proseguite fino a notte fonda anche con l'aiuto dei droni, e stamattina mentre vi faccio questa rassegna non ho visto ancora notizie diverse da questa, cioè le ricerche risultano ancora in corso. Ecco, io con questo mi fermo qui, speriamo anche che questa persona possa essere trovata, che tutto si risolva bene. Vi auguro una buona giornata. Da Luigi Guglielmi, buon mercoledì 29 settembre. Seguiteci sui nostri social, www.amicodelpopolo.it, il nostro sito. State sempre con noi. Ciao, grazie a tutti.